Amici sportivi, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento sempre dal pianeta di MSP Verona. Siamo pronti a raccontarvi la 13ª giornata di campionato e che dire se non che tutti gli occhi erano puntati sulla massima serie nel match tra i primi della classe, ovvero Noi Team Electrolaser e Art of Verona, ma ci saranno tante altre situazioni che andremo ad analizzare e a vedere sul campo con anche la voce dei nostri sportivi. Allora andiamo con ordine, subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostirio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiriomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostirio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. A1 Girone A. Dicevamo, la birreria Stube sembra non volerne sapere di rialzarsi e questa settimana è andato male l'incontro, con un Gengiva invece ben disposto in campo e che si è portato a casa l'incontro con il punteggio di 5-4. Una vittoria con la firma di Campaci che ha realizzato una tripletta. Non si sono volute far troppo male la Sampier d'Arenese e l'Agriturismo Cortebarco che hanno pareggiato per 2-2 presso il centro sportivo di San Floriano. Alla luce di questo risultato la Sampier d'Arenese avrà il vantaggio, in caso di arrivo al sesto posto a pari punti con il Cortebarco, di prevalere per lo scontro diretto vinto all'andata. Scendendo ancora di più in classifica troviamo solo i Red Devils e il Sandrà, che si sono proprio sfidate in questa giornata. A vincere per 5-3 è stata la squadra di Delellis, che ha trovato in Gorfer un nuovo bomber. Per lui infatti è tripletta. Non ha quindi intenzione di arrendersi il Sandrà, che vuole assolutamente evitare la retrocessione diretta. Tutti gli occhi erano però puntati sulla sfida tra i primi del Noi Team Electrolaser e i secondi dell'Art of Verona, intenzionati a riaprire il campionato. Non avevano fatto i conti però con il bomber del Noi Team Viviani, che in questo turno si è scatenato andando a segno 5 volte in quella che sarà poi una vittoria per 7-2. Al secondo posto ora troviamo niente meno che la Cubitec, che ha vinto 9-7 la gara contro la Taverna di Via Stella. Nella sfida sudamericana dei bomber tra Pagnussatti e Ortega ha prevalso il secondo, andato in rete per 4 volte. A1 Girone B. Prima di scendere in campo abbiamo sentito ai nostri microfoni Matteo Venturini e Adriano Tramarin del Rizza e Mecmas. Sentiamo le loro impressioni. Siamo con Matteo Venturini di Rizza Calcio a 5. Ecco, anche per voi la stessa, questa qua è l'annata che ricalca l'annata precedente e quindi mi trovo qua al cospetto dei campioni provinciali che vogliono bissare, penso, il titolo dell'anno scorso. Sì, intanto ci proviamo. Quest'anno abbiamo qualche difficoltà in più a livello sia di organico che anche a livello fisico, però ci proviamo, vediamo che soprattutto anche gli avversari di stasera sono una squadra, diciamo, nuova, valida, quindi, e dopo abbiamo visto che ci sono un altro paio di squadre che andranno fino in fondo e sarà un bel campionato fino alla fine. Ecco, dimmi a questo punto l'obiettivo minimo, quale potrebbe essere dopo il titolo dell'anno scorso? Beh, l'obiettivo minimo sono le finali, cioè arrivare tra i primi 6. E ci siamo dentro e dopo lì è sempre un tanno all'otto, perché sbagli una partita sei fuori. E dopo più si va avanti, più ci divertiamo. Siamo con Adriano Tramarin di Make Mass.
ecco, un'annata al di sopra delle aspettative. Avete fatto meglio di quanto era preventivato all'inizio. Ma sì, siamo una buona squadra. Io personalmente è il primo anno che gioco a calcetto e mi piace molto. Dobbiamo continuare così e cercare di raggiungere l'obiettivo massimo, che alla fine sarebbe la vittoria del campionato, anche se ci sono tante squadre forti. Ecco, già mi hai detto quali possono essere gli obiettivi, però dici anche tu che ci sono delle squadre forti. Oggi giocate contro i campioni provinciali in carico e penso che sarà un playoff molto molto combattuto. Sicuramente molto dura perché loro sono bravi. La prima partita a calcetto ho giocato contro di loro e ero un po' disorientato, essendo la prima. Speriamo che il ritorno vada un po' meglio, è andata, abbiamo pareggiato, speriamo di vincere. E i tuoi obiettivi personali? Ma migliorarmi innanzitutto, dato che comunque è il primo anno, cercare di dare una mano alla squadra, dopo se gioco bene il resto viene da solo. Bene. Entriamo quindi nel vivo della 1 girone B. Dopo un paio di passi falsi, il Corvinul Unedoara sembra essersi rimesso in careggiata questa settimana. È arrivata una roboante vittoria per 9-0 contro un povero Avis United, incapace di mettere freno alle avanzate avversarie. Segnaliamo la tripletta di Stepanek e le doppiette di Popescu e del presidente Georgescu. Cambia poco per l'Avis, che almeno non dovrà più affrontare i primi in classifica, ma che rimane ovviamente all'ultimo posto. Sono tornati alla vittoria anche quelli del momento zero, che hanno imposto il loro gioco sulla carrozzeria Contirino, battuta per 5-1 con doppietta di Buga. Un successo importante anche per il morale, che permette di superare almeno momentaneamente il Rizza e di tornare al secondo posto. Niente da fare per la Contirino, che in classifica si vede raggiunta al sesto posto dall'Ardan Green Project, che questa settimana ha avuto la meglio dell'MDM San Martino per 5-4 dopo 40 minuti giocati al massimo da entrambe le formazioni. Per lo spettacolo e per una classifica combattuta, questo risultato è il migliore, perché altrimenti l'MDM avrebbe preso il largo, lasciando Contirino e Ardan battersi per l'ultimo posto disponibile per i playoff. Doppietta vincente per Tessari, ancora da disputare Rizza e Mekmas. A2 Girone A. Siamo arrivati quasi a metà del girone di ritorno e forse già la settimana prossima avremo la prima sentenza della categoria, con la Five Cuori Avanzi che potrà festeggiare l'anticipata Serie 1. La striscia di vittorie consecutive si è allungata con il successo contro la Iolanda Urs per 6-3 con doppiette di Piccinin e Pedrollo. Molto più avvincente la lotta per il secondo posto. Per ora la Piazza d'Onore ha come protagonista Prati Servizi Calore, che ha vinto 4-2 contro una Scopa e Paletta in risalita, ma non abbastanza per uscire indenne dalla sfida. Al centro sportivo di Casteldazzano, Napa si è fatto notare con una doppietta. Il risultato di 6-3 porta la firma di Tortora, tornato decisivo in campionato con la sua tripletta. In una sfida diretta dell'alta classifica, il 2B Verona 91 ha battuto uno Spartak Augusta, che era lanciatissimo in questa fase centrale del campionato. Il risultato di 6-3 porta la firma di Tortora, tornato decisivo in campionato. Seppur sceso al quarto posto, lo Spartak conserva 4 punti di vantaggio dalla quinta. Questi non è che il Deportivo La Cadrega, che ha battuto il Bar Cristallo per 5-3 con doppiette vincenti di Bustaggi e Flores Guevara. È stata molto intensa la gara tra Verona Calabro 9 e Aquile di Ospedaletto, anche perché la posta in palio era molto alta, ovvero il terzultimo posto. Ad aggiudicarsi la gara per 4-3 è stato il Calabro 9, che esce per il momento dalla zona rossa, e a nulla è servita la tripletta di Russo. A2 Girone B. Qualcuno non sarà d'accordo, ma finalmente qualcosa si è mosso in vetta al secondo girone di Serie A2. Gli amici di Pepe sono incappati nella seconda sconfitta stagionale. A portarsi a casa i 3 punti è stato il terzo tempo, che si è imposto per 4-2 presso lo Sporting di Lugagnano. Decisiva è stata la doppietta di Isdao. Al primo posto ora abbiamo il Basarabia, che ha vinto 10-7 la gara contro i polemici. Il tabellino segna addirittura 4 triplette con le firme di Falavigna, Forigo, Prunean e Veverita per i nuovi primi in classifica.
Il Basarabia e gli amici di Pepe sono infatti appaiati in graduatoria e con lo scontro diretto che per ora è favorevole ai ragazzi moldavi. Sarà molto bella la sfida della settimana prossima per il terzo tempo e Basarabia. Quarto posto che è saldamente in mano alla Mainenti Service, vincitrice per 4-0 su Mecmas ai minimi termini e senza nemmeno una riserva, doppietta vincente per Fadini che spinge sempre più giù una delle ipotetiche avversarie per i play-out. Abbastanza staccato dalle prime abbiamo il chilometro 01 che è tornato al quinto posto grazie al successo per 7-2 sul BVP. Buona prova di tutto il chilometro 01 che ha offerto un buono spettacolo lasciando l'avversaria in zona retrocessione, doppietta vincente per Bianchi. A2 Girone C. Nel terzo girone di Serie A2 giochi sembrano già fatti per quanto riguarda il primo posto con il Colletta Vigasio che per ora non ha rivali. I primi inseguitori che troviamo sono i Bomboneros che hanno vinto 6-4 contro una discreta Rossi Service presso il centro sportivo di San Floriano. Tripletta vincente di Murari, inutile quella di Rossi. Sempre in seconda posizione abbiamo anche i Liverpolli che hanno avuto il loro bel da fare per avere la meglio dell'Athletic Miatanto per 5-4 con tripletta di Pelanda. Nonostante la stagione dell'Athletic finora abbia contato solo 4 successi, non si può definire che per ora stia andando così male. Infatti al primo anno di Serie A2 questa squadra finora non ha mai corso il rischio di scendere in zona retrocessione. E allora per questo match andiamo a sentire Mostafa Sebti per i Liverpolli e Diego Massagrande per l'Athletic Miatanto. Sono qui con Mustafa Septi che stasera con la sua squadra del Liverpool FC ha vinto 5-4. Avete giocato una buona partita contro una squadra del vostro livello, ma che cosa vi ha fatto vincere? Avevate qualcosa in più? Sì, abbiamo messo tutta la grinta che avevamo, tutta la preparazione che abbiamo fatto durante la settimana. E, insomma, è stato decisivo anche l'affiatamento di squadra che abbiamo, che è stato decisivo quest'anno, visto che quest'anno non eravamo partiti con i buoni intenti e siamo contenti di questa partita e di tutto il campionato in generale, insomma. Questa vittoria vi ha dato una morale giusta alla vostra squadra per portarvi ai playoff? Speriamo, adesso cerchiamo di pensare partita per partita. Poi magari a fine anno si vedrà, intanto ci concentriamo verso la prossima partita e poi si vedrà, vedremo insomma. Serie A2 è il vostro primo anno? No, abbiamo fatto vari anni con molti alti e molti bassi. Quest'anno è stato proprio un exploit, diciamo, con un gruppo nuovo e mi ha sorpreso la cosa. Ci chiamiamo Liverpolli, poi dopo Polli non siamo proprio. Il nome non rispecchia quello che è poi la squadra? Per adesso no. Sono qui con Diego Massagrande della squadra Athletic Miatanto che stasera è stato sconfitto 5-4. Il girone di ritorno non sta proseguendo molto bene, come mai? Non lo so, avevamo finito bene il girone d'andata e poi qua dopo il girone di ritorno in realtà abbiamo un po' di gente fuori tra esami, gente che si è ammalata di brutto, siamo in pochi, quelli che ci sono anche mezzi rotti e giochiamo un po' male per quello. Abbiamo meno energie e tutto qua. Riguardo la partita di stasera, ho visto che nel primo tempo stava andando molto bene, avete preso anche 3 gol, ma il secondo tempo non è andata come speravate. Che cosa è successo in campo? È stato un fattore più di sfortuna o un fattore principale che ha portato alla sconfitta? Non lo so, nel senso, in realtà il primo tempo secondo me abbiamo giocato peggio, secondo molto più intensità, però loro avendo già il vantaggio si erano chiusi molto in difesa e quindi è stato complicato poi aprire la loro squadra che difendevano bene. E il primo tempo invece è stata anche un po' di sfiga perché abbiamo sbagliato in 2 occasioni, hanno segnato e basta. Quali sono le speranze adesso degli Athletic Miatanto? Comunque cercare di arrivare più in alto possibile in classifica, sappiamo che possiamo farcela anche perché ok, magari perdiamo anche con qualche gol di scarto, ma giochiamo tutto sommato bene. Ci manca quel poco per arrivare sul serio alla vittoria. L'altra squadra che rischia davvero tanto, oltre al fanalino di coda Rossi Service, è la Pizzeria da Giuseppe, che questa settimana ha fatto resuscitare una busa data, se non per morta, almeno per moribonda. I 3 punti sono arrivati grazie alla vittoria per 3-1 e portano la busa al quinto posto, avendo superato i riposanti Putei
del quarto piano. Ancora da disputare il big match tra A-Team e Colletta Vigasio. Sentiamo intanto le voci di alcuni loro protagonisti, Marco Conati e Luca Trevisan. Siamo con Marco Conati di A-Team. Ecco, con Marco vorrei analizzare soprattutto l'annata, come la giudica rispetto anche agli anni precedenti e soprattutto quali sono gli obiettivi adesso finali dopo la sconfitta di oggi. Allora, gli obiettivi sono logicamente di cercare di arrivare fra i primi 4 in modo di poter proseguire il cammino poi. Sono molto contento di quello che stiamo facendo finora, la squadra pian piano sta ingranando e penso che l'abbiamo dimostrato anche stasera perché abbiamo dato del filo da torcere alla prima classifica. Eravamo sul 2-1 fino a pochi secondi dalla fine, abbiamo rischiato di fare anche il 2-2, purtroppo in contropiede abbiamo preso il 3-1 e vabbè, comunque ci sta. Ecco, l'analisi rispetto alle annate precedenti? Direi che sono contento, negli ultimi anni abbiamo fatto comunque dei discreti campionati, però quest'anno eravamo secondi, adesso probabilmente avendo perso oggi penso che saremmo andati al terzo posto, ma credo che il secondo posto possiamo prendercelo tranquillamente. Ecco, step dopo step, il prossimo anno che cosa pensiamo di fare? Sai benissimo anche tu che per noi dei team è sempre un'incognita l'anno che verrà. Io spero di poter dare continuità a questa squadra in modo e magari avere anche degli innesti in modo da poter fare un campionato e cercare magari anche di vincerlo. Siamo con Luca Trevisan di FC Colletta, un'annata trionfale quest'anno. Avete perso solo una partita, però il resto anche dopo oggi una serie di vittorie che ormai penso vi candida, più che altro stiamo parlando di promozione quasi assicurata in A1. Sì, siamo contenti di quest'anno, insomma dopo l'annata brutta dell'anno scorso ci voleva un anno così, insomma di vittorie, insomma di soddisfazioni e speriamo di continuare così fino in fondo perché comunque adesso che siamo primi ogni squadra ci affronta al massimo e ecco insomma siamo felici. Ecco, adesso come obiettivo che cosa ci poniamo, visto che siete quasi primi per i playoff, che cosa pensate? Allora, l'obiettivo del girone sono i 100 gol e poi invece ai playoff cerchiamo di giocarcela nel momento in cui ci arriveremo, viviamo partita per partita, che Mister Carli vuole così e noi lo seguiamo e siamo contenti di far così. A2 Girone D. Nonostante sia già successo, eppure in questo campionato, che l'ultima in classifica non sia così facile da battere, anche per la prima, questa volta il Lassine Sugar ha mantenuto il canovaccio che ci si aspettava e ha vinto il confronto con gli Young Boys per 6-3 con doppiette vincente di Formenti e Lenoci. E allora andiamo subito a sentire Zeno Cenci e Jonathan Brunelli per Lassine Sugar e Young Boys. Sono qui in compagnia di Zeno Cenci della squadra Lassine Sugar che stasera ha vinto 6-3, una vittoria che conferma il vostro primato in classifica, ma soprattutto avete giocato contro l'ultima squadra in classifica e non è stato più facile del previsto. No, assolutamente no, è stata molto difficile perché le prendiamo sotto gamba queste partite come una squadra di gente senza esperienza. E comunque alla fine le portiamo sempre a casa, ecco. Comunque avete confermato di essere la squadra da battere quest'anno. Pensi di riuscire a mantenere questo primato fino alla fine? E cercheremo di arrivare per le ultime 2 partite con un +7, visto che l'ultima partita saremo di riposo, avremo lo scontro diretto all'ultima, quindi con un +7 saremo già matematicamente campioni. Io ho visto comunque una squadra molto affiatata, una buona collaborazione tra voi. Pensi che questo sia uno dei punti di forza del Lassine Sugar? Direi sì, siamo tutti amici dello stesso paese che giochiamo per divertirci, ma l'importante come oggi è vincere anche giocando male, prendendole sotto gamba, è quello l'importante. Sono qui con Jonathan Brunelli della squadra Young Boys che stasera sono stati sconfitti 6-3, una partita sulla carta difficile come da pronostico avete perso, ma cosa è successo in campo?
Allora è stata una bella partita, combattuta. Il primo tempo siamo stati anche un po' sfortunati con 2 autogol, poi eravamo anche in pochi, quindi anche le assenze abbastanza direi che pesano sul rendimento, soprattutto anche gli ultimi 10 minuti. Sono contento per la partita perché è stata combattuta fino alla fine. Comunque abbiamo giocato contro la prima in classifica e abbiamo dato tutto, abbiamo cercato di dare il massimo. Quest'anno ci sono state molte sconfitte, il girone di ritorno non è partito, non sta proseguendo molto bene. Come mai? Cosa vi manca per vincere durante le partite? Questo qui è il primo anno che giochiamo tutti insieme, è una squadra nuova formata per crescere, stiamo migliorando passo dopo passo, piano piano stiamo sempre migliorando, ogni partita sempre di più, ci manca l'esperienza perché abbiamo tanti componenti della squadra comunque, che è il primo anno che fanno parte di un calcio a 5, manca l'esperienza che col tempo e sul campo continuiamo a fare piano piano, passo dopo passo. Jonathan, il campionato è ancora lungo, pensi che la tua squadra abbia le potenzialità invece per potersi rialzare? Direi proprio di sì, visto che abbiamo 6 punti dalla salvezza, ci mancano 2 vittorie per poterci salvare, lotteremo fino alla fine perché la salvezza è il nostro primo obiettivo e fino all'ultimo combatteremo una partita come una vera battaglia, come una squadra tutti uniti, cercheremo di fare il più possibile. Molto più interessante, almeno per la classifica, è stata la gara tra i secondi del Futsal Lugagnano e i terzi del BHP Civico 2 che avrebbe sancito la prima alternativa alla Sinesugar. Ad imporsi, anche con una certa facilità, è stato il Lugagnano che ha agevolmente vinto il confronto imponendo la propria forza per 9-2. Eroe della serata è stato Martini che è riuscito a segnare 5 reti. E con la sconfitta del BHP ne hanno approfittato i Manas Rangers che sono usciti vittoriosi da una gara davvero tirata contro lo Schalke zero fiato che invece si giocava tutte le ultime possibilità di rientrare in zona play-out. Con questo 4-3 i Rangers tornano in alto in classifica al terzo posto, quasi sicuri di poter proseguire la rimonta nei play-out. Doppiette vincenti per Mercati e Giannone, inutile quella di Giacopuzzi. Ed infine ha chiuso la categoria la vittoria per 8-5 del Taurus su Coversol, una vittoria necessaria al Taurus per poter sperare di mantenere ancora speranze per il quarto posto. Poker di reti per Vangelista. B. Girone A. Il risultato da segnalare è sicuramente la sconfitta delle riserve che erano lanciate per il primo posto per opera dell'Elettrocalor che invece è riuscito vittorioso dal campo con il punteggio di 4-2. Un risultato ancora più sorprendente se pensiamo che l'Elettrocalor è al penultimo posto. Eroe della partita è stato Ieracitano che ha realizzato una doppietta. Con tale frenata là davanti le inseguitrici non potevano non approfittarne. Iniziamo con l'Atena che ha battuto 7-4 la 8 Bock in una sfida dal sapore di promozione. Decisivo è stato Papiccio, andato a segno 4 volte, e vera spina nel fianco della difesa avversaria. Poteva fare di meglio l'acidità di stomaco che rimane al secondo posto appaiata all'Atena poiché bloccata sul 4-4 dalla Prosecco. Un successo avrebbe permesso intanto il secondo posto in solitaria, ma soprattutto una riduzione sensibile dei punti di svantaggio dal primo posto. Ancora peggio è andata agli Green Boots che hanno regalato il primo successo stagionale ai Turtles. Al centro sportivo junior il miglior marcatore è stato Baldini che in questo 6-3 ha realizzato 4 reti. Finalmente è tornato, magari non in alta classifica, in alta quota, ma ben al di sopra dei bassi fondi della classifica. Stiamo parlando dell'Athletic Big Bubble che ha battuto il Birra Real per 5-3 salendo fino al sesto posto, tripletta vincente per Nezam. B. Girone B. Con il turno di riposo la pizzeria Mameli rischiava di vedere ridotto il proprio vantaggio a una sola lunghezza, invece deve ritenersi fortunata per non aver perso nemmeno un punto. I secondi della Soccer Ambro 5 sono infatti incappati in una brutta sconfitta per 4-3 contro il fanalino di coda FP Studio Immobiliare che ha così dato la seconda gioia stagionale a questa squadra. Una vittoria che non fa comunque schiodare l'FP dall'ultimo posto in classifica perché un punto sopra abbiamo il Novaglia, anch'esso vincitore del proprio match. Al centro sportivo dell'Alpo a cedere il passo è stata la Scaligera per 4-3 con Nicolodi e Passilongo, autore di una doppietta per parte.
La settimana da dimenticare per le prime in classifica è completata dalla vittoria del Riva Mancina per 8-6 sul Juice Club. Quest'ultimo ha provato ad opporsi anche con le 4 reti di Taccon, ma il Riva Mancina è ormai tornato in zona promozione perché ha riagganciato il treno di testa accodandosi a un solo punto di distanza. Sono tornate a innalzarsi le quotazioni dell'Impresa Rossi, che ha vinto il confronto con il Manchester City per 4-2. Ora i ragazzi in maglia rossa sono saliti al terzo gradino del podio. Finiscono forse qui le speranze di rimonta del Manchester City, doppietta vincente per Zanella. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E per questa 13ª giornata è davvero tutto, grazie per l'attenzione, ci ritroviamo fra 7 giorni per raccontarvi una nuova giornata di campionato, di emozioni, talvolta anche di delusioni, ma fa parte anche questo del gioco. Grazie al nostro Antonino Portale e a tutto il comparto direttivo, ci ritroviamo la settimana prossima.